Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di una verdura che era ed è ancora molto diffusa in Campania e dal cui termine è derivato un significato un po' particolare e completamente differente dal termine stesso. Il termine in questione è rucola, che non è altro che la napoletanizzazione di broccoli. Cosa è successo nel corso degli anni, soprattutto all'inizio del secolo? I campi tutti quanti attorno a Napoli erano principalmente coltivati a broccoli o a friarilli, un'altra verdura molto diffusa da noi. E spesso venivano utilizzati dalle coppiette per appartarsi e amoreggiare, perché comunque la pianta era molto grossa, molto alta e nascondeva bene a occhi indiscreti. Per questo motivo il termine rucculare, quindi il verbo del sostantivo, è diventato un sinonimo per fare l'amore, scambiarsi effusioni. E addirittura con il termine ruccola si intende in alcuni casi addirittura il ragazzo, lo spasimante di turno. Quindi ha assunto un significato completamente differente rispetto all'oggetto specifico, che in questo caso era una verdura. Detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do un appuntamento a una nuova puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!